Sono sconvolte, senza parole, le due comunità di Rosà e Cittadella, dove Helen Comin, la cinquantenne stroncata da un infarto, dopo 5 giorni trascorsi nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Castelfranco Veneto, dopo un intervento chirurgico, lavorava e viveva. A Cusinati di Rosà, di cui era originaria, in via Mazzini aveva gestito per anni lo showroom dell'azienda del marito, la Lago Inox di Galliera Veneta. Negli ultimi giorni l'attività si stava spostando e nel negozio restano gli scatoloni imballati. Giovedì della scorsa settimana era qui, oggi non c'è più, è un dolore troppo grande. Sono le dichiarazioni rilasciate a microfono e telecamera spenti da chi segue le attività vicine al suo atelier, chi la vedeva tutti i giorni per un caffè, per un semplice buongiorno e buon lavoro. Così come sconvolti i vicini di casa a Pozzetto di Cittadella. Non si spiegano come e cosa possa essere accaduto, si stringono attorno al marito Stefano Lago e ai 4 figli della coppia. Non ce l'aspettavamo, l'abbiamo saputo un po' così. Ha fatto male, però comunque dai, Che adesso. ricordo ha di questa signora? Era comunque gentile e solare, aiutava molto le figlie, le portava a scuola, quindi la vedevamo sempre entrare, uscire, comunque era. Sì, se c'era mano c'era sempre bisogno, cioè, come posso dire? C'era, sì, esatto, l'aiutavamo, lei aiutava noi, la vedevamo comunque molto spesso, perché Mari andava a lavoro, portava le figlie a scuola, appunto. E adesso l'importante è E stare vicino alla sì, famiglia. esatto, soprattutto quello. Infatti adesso magari sono incontrato con la figlia un po' più grande, le do una mano, gli sono vicino per quello che posso fare, anche perché quello si può fare ormai, Certo. nient'altro.